Se non siamo all'avanguardia nelle applicazioni nel tridimensionale, nel manifatturiero, siamo sicuramente ai primi posti in classifica tra le regioni italiane. Per stimolare usi più avanzati del tridimensionale, la Confartigianato di Udine ha organizzato il forum 3D, al quale partecipano anche i padri delle Wings, le fatine tanto amate dalle bambine. Il servizio di Nada Ciocc. All'inizio la sfida era trasformare oggetti in una formula matematica che consentisse di mantenere le tre dimensioni anche sullo schermo. Grazie a schiere di ingegneri elettronici nel terzo millennio alle immagini tridimensionali si può cambiare dimensione e forma come se si lavorasse la plastilina. Formidabile se dallo schermo poi si riesce a riportare l'oggetto lavorato di nuovo alla realtà. Le stampanti tridimensionali sono macchina ancora costosa, almeno finché il progetto da 1.000 euro di un laureando ingegnere pordenonese non prenderà piede sul mercato. La principale applicazione è per la prototipazione rapida, cioè creare dei prototipi prima di inviare alla produzione, oppure creare un prototipo in un materiale più economico, qual è la plastica che usa, rispetto ad altri materiali quali l'alluminio. Ragionano esclusivamente in 3D alla Rainbow, dove sono nate le Wings. Siamo sempre in cerca di talenti sul 3D italiani, giovani d'oggi capaci in questo ambito fuggono, cioè vanno fuori dall'Italia. Quello che cerchiamo noi di solito è sia una componente artistica che una componente fortemente tecnica. Il nostro lavoro è molto tecnico, bisogna conoscere i software. Che cosa vi auspicate da questa 2 giorni all'università? Il risultato l'abbiamo già ottenuto, che è quello di contaminare e mettere in contatto tante realtà, quelle dei giovani, quelle dell'università, dei professionisti, delle imprese, degli artigiani digitali, ma anche degli artigiani che utilizzano le tecnologie 3D in modo più tradizionale per fare innovazione.